Da questo piccolissimo palco vogliamo dedicare anche un abbraccio alla nostra Sardegna, alla nostra terra che purtroppo brucia da diversi giorni, e lo dico con il cuore spezzato, perché nel momento in cui bruciano tutti, bruciano i valori umani, gli animali, ma soprattutto brucia la terra, brucia l'ambiente, la terra che ci nutre, ci cresce. Tutta la Sardegna è molto dispiaciuta e vicina ai nostri amici sardi. Stamattina mi sento in dovere di confessarmi, di chiedere perdono, di ringraziare di essere nato in una terra meravigliosa che non sono stato in grado di difendere nel mio grande piccolo. Non ti ho difeso. Ti chiedo scusa a mio padre, a mio nonno, a mio bisnonno, ai miei avi. Là dove non sono riusciti i Savoia a mettere mano, ci siamo riusciti noi nel 2021 a distruggere 20.000 ettari di foreste, le foreste antiche di Scano, le foreste antiche del Montiferru. Li abbiamo distrutte noi, tutti noi, il nostro piccolo disinteresse, il nostro piccolo antagonismo, ecologismo da bar, da salotto. 20.000 ettari, 7.000 uomini che non dormono, non mangiano come dovrebbero mangiare, non si lavano come si dovrebbero lavare, che sono stanchi, che sono esausti. 20.000 ettari di terreno dove pascolava il bue rosso, dove interi greggi di pecora sono morti, dove sono andati persi non solo il lavoro di una vita, ma basta guardare quell'ulivo millenario di Cuglieri per capire che cosa abbiamo fatto, che cosa abbiamo perso. Ti chiedo scusa, Sardegna. Non abbiamo saputo far capire a chi di dovere che le pecore, le capre nei nostri boschi pulivano, radevano, decespugliavano. Non c'era bisogno degli squarna, dei motosega, dei trincia. Pulivano, pascolavano, producevano, creavano reddito. Abbiamo messo le pecore dentro la stalla per farle bruciare come delle stupide. Quell'emblema di quel cane bruciato a guardia di quel gregge dovrebbe essere di monito per tutti noi, per capire che il fuoco non va dove il combustibile non c'è, perché è un processo fisico e chimico. Laddove non c'è benzina un motore non parte. Ma di più, dove sono i capi? Dove è chi comanda? Come fate a coordinare una cosa da un ufficio con l'aria condizionata? Ma uscite dalle vostre stanze dorate, andate là dove la gente lotta, là dove la gente soffre, perché i padroni del territorio siamo noi, ma siete voi che mettete dei vincoli con Sicchi, con Zicchi, con tutte sigle che alla fine ci stanno, passatemi il francesismo, rompendo i coglioni. Possibile che io debba vivere a 61 anni ancora con l'incubo di un fuoco, perché qui si tratta solo di fortuna. Quelle fiamme potevano essere dentro di me, quelle fiamme potevano bruciare il mio gregge, e se non è stato, lo è solamente perché il mio gregge è stato più fortunato per il momento, come non lo sono stato nel 2017. Però non ci siamo arresi, però siamo andati contro delle deroghe che vietavano il pascolo dentro il rimboschimento, perché il rimboschimento non deve essere pascolato, dimenticandosi che il ruolo dell'animale brucante ruba con il suo morso ogni giorno chili e chili di sostanza secca alla furia del fuoco, incamerando unità foraggere sull'animale. Ma ci sarà il tempo del recriminato. Oggi è solo il tempo di chinare il capo e chiedere scusa di non essere stati capaci di proteggere il nostro territorio, perché a Bollo, a Marolla ce l'hanno vietato di difendere questo territorio. Altro che Leonida, altro che i greci, altro che guerre spartane e cose. Noi stiamo lottando, siamo Don Chisciotte e Sancio Panza contro i mulini a vento. Questa è la verità.
Noi dobbiamo ribellarci a queste cose. Cari politici, dategli gli strumenti, ascoltateci, perché il vostro ruolo è essenziale solo nel momento in cui la politica torna a fare gli interessi del popolo. E se questi non sono stati fatti, non per negligenza vostra, ma per colpa di qualcun altro, ditelo e noi saremo al vostro fianco. Ma basta, io sono stufo. Sto pregando che mi venga il Covid per non sentire più l'odore del fumo, per non sentire nessun odore di niente, per non avere i sensi all'allerta come una belva feroce, perché questo sono diventato. Non dormo più, sono col naso, con tutti i sensi all'allerta per vedere, sentire, odorare, perché è fondamentale anche un piccolo minuto. E allora, nel guardare le immagini di questo video, ognuno di noi si faccia un esame di coscienza. Io me lo sono già fatto e ho deciso di essere colpevole in tutto e per tutto nella difesa del territorio, ma sono solo e impotente, e se tutti ci facciamo un esame di coscienza non dovremo più chiedere scusa perché alla Sardegna, non dovremo chiedere scusa ai nostri padri, ai nostri nonni che veramente riposano male oggi nei nostri cimiteri. Non possiamo andare a portargli i fiori. Che cosa diremmo? Quel bosco non c'è più, Badde Urbere non esiste più, l'olivastro non esiste più. Diremmo questo? Con quale faccia ci presentiamo oggi a dire, a vedere a chi? Povera Sardegna, perdono babbo, perdono.